Purtroppo il telefonino è sempre fonte di distrazione, anche se io utilizzo il viva voce, se utilizzo quello che in molte auto, le cuffie, qualsiasi cosa, è comunque un momento di distrazione. Paradossalmente ora ci stiamo rendendo conto che la gente telefona meno, ma manda messaggi in continuazione. Esatto, che è peggio ancora. È molto peggio, certo. Bastano pochi secondi. Se uno prova a casa quanto tempo ci mette anche i ragazzi velocissimi che hanno la possibilità di scrivere messaggi in pochissimo tempo, 10-15 secondi a 130 km all'ora di velocità in autostrada o anche meno, ti fanno fare 40-50 metri al buio. Nessuno di noi guiderebbe con una benda sugli occhi, eppure tutti quanti guidiamo, magari rispondiamo a un WhatsApp. Non c'è mai nulla di così urgente che possa consentire di mettere a rischio la nostra e l'altrui incolumità. Rispondere a un WhatsApp è un atteggiamento, io direi veramente criminoso questo, criminoso, perché è gravissimo, mette veramente a rischio la vita delle persone.